Chi si aspetta cose dirompenti, nel senso anche dal punto di vista della musica forte, non vi aspettate, perché andiamo molto tranquilli. Avremo a che fare con tanti bambini, per cui la dovete ascoltare, come dire, in maniera soft, dolce la cosa. Buonasera e buonasera anche al maestro Pierantonio che ha organizzato questa bella festa. Parliamo del primo decennio, allora la nascita della scuola. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti al 21esimo saggio. Veramente stiamo parlando degli ultimi anni 80 praticamente. Esatto, siamo sul finire degli anni 80. È un periodo bellissimo per quanto riguarda la musica qui a Parenti. In quel periodo tutti sono uno strumento musicale. Al contrario di oggi che hanno tutti un telefonino, fanno suonare tutti un telefonino. A quell'epoca c'era da una parte Don Mario con la costituzione della banda musicale, c'erano un sacco di ragazzi, dall'altra parte c'era la mia scuola di musica che allora era scuola di pianoforte, c'era anche tuo figlio Antonello. C'era anche Antonello, sì, mi ricordo. E mi piace ricordare a questo proposito un ragazzo eccezionale pure col pianoforte che è Dario Della Rossa, che poi ha studiato in conservatorio, si è diplomato e adesso
è il pianista di Brunori, Dario Brunori, il cantautore Dario Brunori. E questo è il periodo, diciamo, del pianoforte. Ma sempre verso la fine degli anni 80, anzi agli inizi degli anni 90, incominciano ad arrivare i ragazzi con la fisarmonica. E la fisarmonica, infatti parliamo, il primo periodo è la fisarmonica, lo strumento. Invade un pochino il campo e quindi nasce un bel quartetto di fisarmoniche che sostituisce in sostanza il quartetto d'archi, invece delle viole, del violino. Esatto, abbiamo le fisarmoniche, un pioniere anche in questo senso, perché poi successivamente cominciano a nascere anche altre forme, diciamo, che hanno la fisarmonica come soggetto principale, ma già il quartetto dà un'idea di quello con il quale abbiamo anche suonato in vari paesi, che siamo venuti anche a Marsi, ci ha invitato. Sì, mi ricordo che vi ho invitato a una nostra manifestazione. E mi piace ricordare i 4 componenti di questo quartetto, che erano Rosario Perri, che dice che sa il suono, non lo so se è in pubblico, veniva a suonare, invece non è venuto. Ma Rosario lo conoscete tutti, adesso si fa le sue serate, quindi evidentemente la matrice che comunque favorì l'origine, diciamo, della sua scuola fa riferimento a Pier Antonio. Mi fa piacere ricordare anche Francesco Crimi, che pure lui non è voluto venire perché è timido. Questo è il motivo, perché è timido. Poi c'è Rodolfo, che sarebbe venuto sicuramente, ma lavora, è fuori. però si trova a Copenaghen. Però mi fa piacere che ha accettato l'invito il 4º componente del quartetto, che è Lerose Salvatore. E lo chiamiamo, lo facciamo venire subito qua. Salvatore, che uno dei 4 dell'Ave Maria era Salvatore Lerose, che lo ascoltiamo tra poco, si sta predisponendo, quindi eccolo qua Salvatore. E questo è l'esempio di come poi si possono raggiungere livelli da E quel bambino che giocavi in un cortile, io vai a foto che sono io, vai a foto che non sono altro, so di tasca no, ma su è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, un deserto che sembrava luce. Ma un pipo che ne sa, se battuto può essere. Poi una notte di settembre venata, il fuoco di un camino, non è caldo come il sole del mattino. E quel bambino che giocavi in un cortile, io vai a foto che sono io, vai a foto che non sono altro, so di tasca no, in un guardate me vai innamorata, ma una rosa
Usaragino si chiuso, usaragino, bello aione, usaragino, tutte le fai innamorare, usaragino. Ci sta un altro con te, in questo disastro che chiama il mio mondo, mentre affondo io penso a te, che sei per me, leggerezza e pagine di noi che strappai. Non andrà, è troppo presuntuosa la previsione di una verità, di una verità, di una verità. Adesso andiamo un po' oltre, restiamo probabilmente anche in tema di fisarmonica, anche per questo secondo decennio. Sì, perché dopo il quartetto iniziale del primo decennio, e con l'aumento degli allievi di fisarmonica, il quartetto diventa fisorchestra, ben 16 elementi. Ecco. Nel dicembre del 96 c'è il debutto della fisorchestra qui nella chiesa di Parenti. Poi seguiranno molti altri concerti di Natale, ma anche fuori di Parenti, a Rogliano, a Marza, da altre parti. Ci sono stati altri concerti. Anche a Rogliano ci hai invitato tu un'altra volta. Sì, siamo stati in piazza San Domenico nel 99, se non sbaglio. Sì. Ecco. E quindi il secondo decennio è caratterizzato esclusivamente dalla fisarmonica e dalla fisorchestra. Anche se ci sono stati pure degli allievi chitarristi molto bravi in questo periodo. Sì. E uno di questi è Marcello Garofalo, che ha accettato l'invito. Marcello, dove sei? Eccolo qua, Marcello. Rosa, che bello nome, mamma datami su. E mi sono me bello di rosa, lo meglio io di lo paradiso, bella figliola che ti chiami rosa. E ti saluto strada con una pampallo con la bugiardita e non salutati a fine sciamata che dentro c'è una rosa colorita, rosa che di lì rosa ammuttonata, rosa tenuto un po' di la mia vita, passo di notte e ti saluto strada. Questa canzone la lascio stampata con te che sei una rosa colorita, ti posso offrire solo sta cantata, solo sta voce mi detti la vita, poeti sonatori e stampa santi, camparo sempre povere e pizzanti, passo di notte e ti saluto strada. Pensi sempre, lei tutta vita mia, io non ci volessi dire, ma non ci sa dire.
Te voglio bene assai, diciti in cielo che non mi scordo mai, è una passione più forte, una catena che me tormenta all'anima e non mi fa campare. Anch'io bambino di mio padre innamorata, per risbaglio sempre sono la sua figlia scout. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscito. Ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne comincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti penso rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta, a tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storia, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. Crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai, tu amerai. Na 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 na. Bastava un niente, un campo verde,
una corsa e poi ha scarso il fiume. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai, imparerai, crescerai, arriverai, crescerai, tu amerai. Il rimpianto rimarrà. Di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, firma, è un normale contro una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un nivo da imparare. Non vedi che non verrò a fare, non perdere l'occasione, se non poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Ci addentriamo nel terzo decennio e andiamo a parlare di chitarra, perché un altro ruolo importante, almeno per quanto riguarda la scuola di Pierantonio, i giovani musicisti palentesi, l'ha avuto la chitarra. Lo abbiamo visto anche stasera, la stragrande maggioranza. Infatti, innanzitutto volevo ringraziare Anna Carmela per il pensiero gentile, non avevo il microfono prima quindi non ho ringraziato. Poi volevo dire, nel 2006 c'è l'ultimo concerto della Fisorchestra, e poi dopodiché nel saggio del 2007 c'è un ultimo quintetto di fisarmoniche, dopodiché nella stessa serata debutta un quintetto di chitarre. Quindi c'è una piccola trasformazione, dopodiché questo quintetto si trasforma in un gruppo più numeroso negli anni successivi, raggiunge anche un numero di 13-14 chitarre e quindi la fisarmonica pian piano va, adesso sta di nuovo. Ho visto anche là il discorso della chitarra a basso, è molto estremamente importante, ci sono diversi ragazzi che suonano il basso, vero? No, per il momento è uno. Però è molto bravo, Molto bravo. va bene quella passione col basso, che è molto quindi bello. possiamo dire che l'ultimo decennio di questo trentennio è dedicato un po' di più alla chitarra e ci sono stati molti chitarristi e questa sera mi hanno fatto l'onore di venire molti e li ascolteremo adesso. Uno fra i più bravi è Vincenzo, e prego di venire su palco, che stasera Vincenzo, eccolo qua. è venuto non è... Tornello della vecchia gente, balla cade passa e non pensare a niente. C'è solo il precario, il futuro è lontano, troppo alto è questo muro. Giovani e più anziani, sognatori di un salario, senza calcio nel sedere, saltarlo sarà duro. E quel che sarà del nostro avvenire non trova sostegno da chi vuol cambiare, nel destino di chi non vuol finire con le sue comode leggi da comandare. Musu guai, musu turmenti, cana angoscia nesti tempi, sempre corsa a faticare, si vuoi pane per mangiare. Balla che te passa, balla non ci pensare, cazzo di trono non sapevi fermare.
tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io conosco la mia compagna e tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo amore e di serenità, di amore e di fiducia. Cosa hai detto che sarà? Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Zanzare, la nebbia locale a cullare tu. Certe notti e qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti con qualche socchiusi a terremoto c'è chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui, che chi si accontenta gode. Così così, certe notti sei serioso, non sarà. Che sono stati Franchino Perri, Alberico Guarnieri, Celestino Pascuzzo, Salvatore Venneri. Poi ricordiamo Gino che ha presentato ben 3 edizioni di questo saggio. Ho battuto il record? No. E poi ma il record l'ha battuto veramente Vincenzo Perri, sì. che saluto, che ha presentato ben 7 edizioni del saggio e poi ha presentato anche la Fisa Orchestra e il coro polifonico e cose varie. Però devo ringraziare anche una presentatrice donna che ha presentato ben 4 edizioni di questo saggio ed è stata anche una bravissima cantante e chitarrista, Silvia Guarascio. E la chiamiamo subito, infatti, a farci compagnia. Heart goes still for us, heart at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe all the part of a plan. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Innocenza sulle gote tue, 2 arance ancor più rosse, e la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde in noi? You ask me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you
sai